Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro, ore 12, via dei Colli come tutti i giorni è congestionata. Da anni i residenti attendono l'apertura della bretella su curva Boston che farebbe tornare finalmente alla vita il loro quartiere. Nonostante i lavori, dopo 1000 vicissitudini e traversie, compreso il fallimento di una delle ditte vincitrici dell'appalto, siano ormai quasi ultimati, una data certa per l'apertura ancora non c'è. Per questo il comitato ha avviato una raccolta firme che sarà consegnata agli uffici di Veneto Strade, in cui si chiede, dopo anni di attese, un impegno formale. Qua a Tencarola ormai è una cosa invivibile, soprattutto nell'ora di punta. Io abito qui a poca distanza e siamo sempre in coda, in poche parole. Nonostante le rotonde che hanno agevolato un po' diciamo così, il traffico, però non è che sia risolto tanto. Sono state date, più scadenze e a tutt'oggi ancora non sono state rispettate. Vi sentite un po' presi in giro? Beh, indubbiamente sì. Un centinaio le firme raccolte in 2 ore di pazienza, chi vive a Tencarola non ne ha più. Questa arteria che non ce la fa più, ormai è congestionata, speriamo che apra possibilmente inizio estate, ma soprattutto per la riapertura delle scuole a settembre, che è un momento di solito critico dell'anno. Il 22 maggio è convocata un'assemblea pubblica, ma la mobilitazione non finisce qui. Se non ci saranno date certe, il comitato è pronto ad andare a protestare davanti alla sede di Veneto Strade.